Buonasera a tutti e grazie per questa grandissima partecipazione, ci rende pieni di orgoglio. Grazie per aver accettato questo invito da parte di Confapi Venezia e Confapi Treviso, che ci tengono in occasione di Natale ritrovare tutti gli associati, gli stakeholder, le istituzioni che con noi hanno realizzato le attività nel corso dell'anno, ed è anche un momento così di condivisione dei risultati raggiunti. Questa serata si articola in questo momento collettivo, poi ci sarà la premiazione delle imprese che si sono contraddistinte, le nostre eccellenze che sono contraddistinte nel loro operato, e poi seguirà il Christmas Party, il nostro momento così conviviale di condivisione, di brindisi, di auguri, insomma prima delle festività. Ho qui con me i nostri due presidenti, Confapi Venezia e Confapi Treviso, Luca Fraccaro, Confapi Treviso, e Marco Zecchinella, a cui do la parola per un saluto introduttivo. Grazie Nicola, grazie infinite, grazie a tutti per essere qui questa sera. Insomma, questa partecipazione commuove me e Luca moltissimo. E non ci sarà una canonica relazione del presidente come si usa in sindacati più paludati, perché lo spiegavo prima, poi nella parte privata, questa è un'assemblea di imprenditori e professionisti, per cui nessuno può ergersi nella nostra associazione su una cattedra e dire vi spiego io, perché qual è la realtà la sappiamo già, conosciamo già qual è la situazione economica del nostro territorio, quelle che sono le criticità del nostro paese, le conosciamo da anni. Oggi peraltro ci aiuta Banca Intesa con il suo prestigioso centro studi in un'analisi e ci darà un'idea delle prospettive economiche. L'occasione mi è utile anche per ringraziare Banca Intesa, insomma, il suo supporto, e la dottoressa Nieddu per la sua presenza oggi. C'è in questo filmato che abbiamo visto un tema importante però che va ricordato e dobbiamo sempre porlo in testa alle nostre argomentazioni, cioè il fatto che noi siamo piccola e media industria privata. Ed è un tema importante perché nella nostra compagine associativa non ci sono aziende pubbliche, quindi noi oggi non abbiamo un gobbo elettronico, no? Perché noi il budget lo investiamo nel buffet e non nel gobbo elettronico, noi andiamo a braccio. Grazie, però c'è questo tema perché il fatto di essere piccola e media industria privata ci consente di dire cose che altri non possono dire. Ho ricordato anche prima il tema dei costi energetici che costituiscono una tassa occulta imposta al sistema delle imprese italiane, perché la gran parte, anzi la maggior parte della produzione elettrica in questo paese è affidata a imprese che sono a controllo pubblico e i cui enormi dividendi poi tornano sotto forma di profitto al nostro sistema Stato, per cui le imprese italiane hanno ancora un costo energetico che è il più alto di tutta Europa. In tutta Europa si è superata la crisi energetica del 2022, mentre noi in Italia la stiamo ancora vivendo. E quindi il fatto di non essere pubblici ci consente di dire queste cose, perché molte volte le sento dire ai colleghi, ma quando andiamo sui tavoli di rappresentanza in realtà non li vedo. E questo è il tema. Chiudo dicendo una cosa, che è il tema dell'orgoglio. Troppo spesso noi imprenditori dimentichiamo quello che è il nostro ruolo sociale. Troppo spesso sento che cresce paradossalmente in una situazione di crisi come quella che viviamo, cresce un tema fortemente anti-industriale nell'opinione pubblica, e questo è un dato estremamente preoccupante perché la situazione economica non volge al meglio e sarebbe necessaria una forte coesione e quindi responsabilità in primo luogo nostra di imprenditori di unirci in forme di rappresentanza, perché in questo paese la classe produttiva, chi veramente produce, non ha
non ha voce politica e questo è un grave vulnus, ma è colpa in primo luogo degli imprenditori che hanno sempre scelto di non partecipare. E questo è il senso di serate come questa, questo è il senso di trovarci tutti assieme ed affermare insieme che siamo piccola e media industria privata, ma siamo anche la parte migliore di questo Paese. Grazie al Presidente Zecchinel che mi dice sempre che qua dentro si fa il PIL e fuori si fa il deficit, vero? Come slogan. E quindi una frase importante. Bene, ecco, io ci terrei adesso a chiamare qua per un saluto istituzionale Luca Spavanetto, consigliere regionale della Regione Veneto, capogruppo Fratelli d'Italia, per portarci anche un saluto e la parola della Regione Veneto. Grazie, pensavo che dovesse parlare il Presidente Fraccaro, però ecco, allora... Siamo molto pratici noi, quindi è inutile essere ridondanti. Quindi non si ripeteranno, ma credo che insomma il Presidente Zecchinel ha parlato molto chiaramente di quello che è la visione di un sindacato vero e proprio che fa l'interesse del lavoratore e ha utilizzato una parola che spesso e volentieri sentiamo poche volte, purtroppo che è quello dell'intervento sociale che possono avere le aziende, ma soprattutto dell'importanza che hanno le aziende sul territorio. Io dico una cosa su questo, non conosco la maggior parte di voi da consigliere regionale piuttosto che da persona che macina chilometri della politica da oltre 20 anni, ma conosco la maggior parte di voi da lavoratore, da geometra, da persona che ha avuto modo di vedere molte di queste imprese, naturalmente anche e soprattutto nel settore del turismo per chi insomma viene dai miei territori e quindi quotidianamente affronta i veri temi delle imprese e quindi a voi intanto il mio applauso per quello che fate, per quello che facciamo tutti assieme, perché nessuno, almeno qui dentro, nessuno di noi vive di politica e questo è fondamentale o vive, come diceva prima, grazie al pubblico, anche se a volte il pubblico ha del buono, ma dovrebbe appunto essere in maniera trasparente reinvestito. Ecco, quello che in questo momento sta facendo la Regione del Veneto, e lo vedete con l'inizio dei lavori dell'Aula domani per 3 giorni consecutivi e la prossima settimana per gli altri 3 giorni, sarà un lavoro difficile, soprattutto in questo momento per voi, perché avete insomma affrontato e avrete sentito sicuramente parlare, grazie ai vostri presidenti che sono seduti ai tavoli, che si sono confrontati anche in maniera dura e aspra, ma hanno portato degli aggiustamenti a una legge regionale che insomma vede qualche pelo di richieste in più nei confronti dell'imprenditoria. Ecco, la garanzia dalla parte politica, dalla parte dei consiglieri regionali, qui vedevo altri nomi, non so se poi arriveranno, è quella di cercare di non buttare via un euro. Nessun euro deve essere dato a sagre, ma deve essere reinvestito nel sistema della formazione, del lavoro, della sicurezza sul lavoro, in tutte quelle cose che magari in questi ultimi anni per carenze di risorse sono venute meno, e quindi penso che l'impegno da parte nostra sarà questo, l'impegno della Regione del Veneto sarà questo. Grazie a tutti voi e naturalmente buona festa e tanti auguri insomma per queste festività. Grazie al consigliere regionale Luca Spavanetto. Chiamo qua per un saluto Simone Venturini, che è assessore allo sviluppo economico Comune Venezia e del delegato dalla città metropolitana di Venezia. Grazie. Grazie a te, buongiorno a tutti, buonasera, grazie dell'invito, grazie ai 2 presidenti, e devo dire che crescete sempre di più, vuol dire che insomma le imprese trovano in voi una risposta, trovano in voi rappresentanza in un momento in cui non è facile fare rappresentanza, in un momento in cui è in crisi la rappresentanza. Molto spesso ormai ragioniamo come individui, come singole cellule, e si fa fatica a fare sintesi e soprattutto a farsi sentire con questa sintesi poi dai livelli di governo nazionali, locali e regionali. Ma vuol dire che insomma il lavoro fatto in questi anni vi premia, e premia anche la capacità di mettere in relazione poi le imprese tra loro, perché Confapi si caratterizza anche per creare occasioni di crescita insieme e di squadra. Ce lo diranno i dati, insomma il momento storico è particolare, c'è il tema dei dazi, che insomma tornano a essere d'attualità, c'è il tema dell'energia, l'ha già detto il Presidente, non ci ritorno, su questo sarebbe da fare una riflessione se come Paese forse non è il caso di mettere in discussione alcune scelte del passato. Tutto il tema del nucleare
che non è quello di 30 anni fa, è molto diverso, forse vale la pena riprenderlo in mano, perché noi oggi siamo condannati a pagare l'energia 3 volte della Francia e 2 volte e mezzo quella spagnola, ed è evidente che fare competizione con i sistemi di altri stati non è facile con questi dati di partenza. C'è il tema della recessione in Germania, che sicuramente ci preoccupa, perché noi siamo agganciati a doppio filo a quel tipo di economie. Pensiamo solo all'auto, alla componentistica, alla meccanica e quanto questo territorio rischia di dover dare. C'è il tema dell'auto in Italia, che non è secondario, in cui presumo che alcune delle vostre imprese siano in qualche modo toccate e collegate. È vero, la piccola e media impresa è più capace di essere resiliente, più capace di agganciarsi e ripartire, però deve essere aiutata e sostenuta. E noi siamo in un paese che per cultura, anche dell'informazione, dei giornalisti, dell'opinione pubblica e dei media a livello nazionale, parliamo sempre di come spendere i soldi e mai di come farli. Il dibattito è questo: si parla di pensioni, di bonus, si parla di erogazioni, poco si parla di come creare imprese. Allora davvero il vostro ruolo è importante, perché dobbiamo porre sempre all'ordine del giorno l'idea che senza l'impresa, senza gli imprenditori, non ci sono nemmeno i soldi da spendere, perché purtroppo non si ricavano da dei rubinetti da cui escono, non si possono andare in miniera a cercare come giacimenti, i soldi si creano grazie al lavoro delle imprese. Su questo devo dire che siamo in un territorio e in una regione in cui c'è anche un tema di buon governo, per fortuna, insomma, c'è un rapporto col governo finalmente di grande collaborazione, c'è la possibilità di lavorare insieme su alcuni temi, e devo dire che l'esperienza comunale in Comune di Venezia, avendo un approccio imprenditoriale su alcuni fronti, ha aiutato. Pensiamo solo al tema di pagamento delle imprese, che oggi in Comune di Venezia avviene in pochissimi giorni. Insomma, alle volte prima di questa riforma si aspettavano 180-200 giorni per vedersi pagate le fatture, oggi sono immediate. Il tema del deficit, dobbiamo ridurlo il debito, e il Comune di Venezia lo sta facendo, che vuol dire alleggerire interessi, che vuol dire investire poi nell'economia reale, investire in infrastrutture, investire in servizi. La vostra voce, insomma, in Comune in questi anni è stata molto ascoltata, siamo diventati amici in questo percorso, e quindi davvero vi auguro un percorso analogo nei prossimi anni, sempre di grande crescita e sempre di grande rispetto delle parti, ma capacità anche di essere duri quando bisogna essere duri, fermi quando bisogna essere fermi, e voi l'avete dimostrato. Quindi davvero grazie e buon lavoro. Grazie Assessore. Ci teniamo a ringraziare anche tutte le altre istituzioni presenti, vado in ordine di iscrizione: Antonio Viotto, Associazione Commercialisti e Tributori del Veneto, Elisa Ponzo, CIS Veneto, Walter Trabucco, Comune Casale sul Sile, Anna Dallator, Comune Marcon, Luca Faggian del Comune Martellago, Martina Cocito, Comune Mogliano Veneto, i colleghi di Confapi Padova, il presidente Marco Trevisan e il direttore Davide Donofrio, Sergio Improta, UGL Veneto, Gianluca Fraioli Will Veneto e Giuliano Gargano Will Veneto e Venezia. Grazie di essere intervenuti, della vostra presenza. Ci tenevo anche a ringraziare chi ha sostenuto la serata come main sponsor Intesa San Paolo, ma cito anche gli altri altrettanto importanti nostri partner, che sono il gruppo A2A SPA, che poi faranno un intervento, e le aziende nostre associate, Soda Gas Tergas, Fracaro Spumadoro, Sartis SRL, per il sostegno che hanno dato a questa serata. Detto questo, chiedo ai presidenti di accomodarsi, e qua chiamo qua con me Intesa San Paolo, nei due rappresentanti che ci onorano della loro presenza. Innanzitutto chiamo la direttrice Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia, Intesa San Paolo. Buonasera direttrice, ben arrivata. Faccio accomodare qua, e chiamo il dottor Giovanni Foresti,
che interviene come ufficio studi, centro studi ricerche Intesa San Paolo, che ci illustreranno alcuni dati salienti, significativi di quello che sono la situazione economica, situazione finanziaria e dei trend che ci si prospetta per il 2025. Ci sono stati importanti cambiamenti nello scenario internazionale, si diceva prima una Germania in recessione, degli scenari del chiaroscuro all'orizzonte, quindi fare una panoramica su quello che sono i trend e soprattutto da un autorevole punto di vista osservatorio centro studi come il vostro per noi è importante, per i nostri piccoli e medi imprenditori è importante. Prego, dottore, a lei la parola. A direttrice preferisce parlo al termine. Al termine preferisce. Ok. Bene, buonasera a tutti. Io stasera cercherò di raccontarvi quella che è la nostra lettura dell'attuale scenario macroeconomico internazionale, poi mi soffermerò sull'economia di questo territorio, portandovi qualche evidenza, a mio avviso, molto interessante degli ultimi nostri lavori che abbiamo realizzato proprio sul campo. Partiamo da questa slide, lo si è detto molto bene prima, è sicuramente quello attuale un contesto complesso con diversi fattori di incertezza, non è facile operare, no? Fare impresa in questo contesto e tuttavia, poi lo vedremo dopo, insomma ci sono anche degli elementi per essere ottimisti. È un momento questo in cui si osservano andamenti a più velocità, con i servizi, in modo particolare la filiera del turismo, ma anche la filiera dei servizi avanzati che stanno continuando a crescere, sono quelli che sostengono l'economia, la stanno sostenendo anche in Italia. Quest'anno chiuderemo con un lieve aumento del PIL, ma insomma il dato resta positivo. E poi abbiamo una manifattura e territori come questi ne sono un'espressione importante che sta invece soffrendo, no? Soffre di una serie di criticità, si è detto prima del settore dell'auto, ma insomma anche i settori specializzati in beni di consumo stanno in questo momento soffrendo a causa del rallentamento della domanda a livello internazionale. Abbiamo però un andamento a più velocità anche per quanto riguarda le principali economie internazionali. Gli Stati Uniti, no? Poi magari dirò due parole per quanto riguarda gli effetti, no? Che ci aspettiamo rispetto alle elezioni di Trump. Gli Stati Uniti sono un'economia che stanno continuando a crescere. Lo scorso anno hanno messo a segno un aumento quasi del 3%, quest'anno cresceranno intorno al 2,7%, il prossimo anno ce le aspettiamo solo in lieve rallentamento, un più 2%. Abbiamo poi le economie asiatiche, qui sappiamo della Cina che ha rallentato, ma comunque sta crescendo intorno al 5% e lì sono state adottate tutta una serie di misure per rivitalizzare l'economia, no? Interventi di politica fiscale, ma anche di politica monetaria e economie asiatiche, in particolare i paesi OPEC, ma anche l'India che stanno continuando a crescere a tassi interessanti. E questo è importante dirlo perché poi soprattutto lì le nostre imprese hanno continuato a crescere, no? Quindi tutto sommato in questo andamento dell'economia mondiale complesso e incerto vediamo dei segnali molto positivi di reazione positivi del nostro tessuto economico. Sicuramente l'economia che più di tutte ha sofferto e ha rallentato è sicuramente l'economia dell'area dell'euro. Si è detta prima della crisi della Germania per 2 anni consecutivi, di fatto lo scorso anno e quest'anno l'economia tedesca ha subito un lieve calo del proprio PIL. In realtà l'Italia, insomma, nonostante il suo principale partner commerciale abbia mostrato questo calo, è riuscita a tenere, no? E questo è sicuramente un fattore importante di competitività. Sul rallentamento dell'economia dell'area dell'euro spendo 2 parole, era in gran parte atteso. La crisi energetica del 2022, che è stata causata, no, dall'invasione della Russia in Ucraina, ha causato un aumento importante dei prezzi dell'energia. Vi ricordate prezzi del gas in Europa sopra i 200 euro al megawattora, con una media di prezzi pari a 130 euro al megawattora. Venivamo da un periodo, il 2015-2019, in cui i prezzi dell'energia, del gas, erano pari a 17,5 euro al megawattora. Capite bene cosa questo può aver provocato e soprattutto le difficoltà che questo ha causato, no, ai settori energivori della Germania, che hanno perso competitività, e a tutto questo poi ha portato anche a un aumento importante dell'inflazione in Europa nel biennio 22-23, e questo ha portato a un'erosione del potere d'acquisto e quindi un rallentamento dei consumi e ha portato la BCE a rivedere al rialzo i tassi di interesse, no, in pochissimo tempo. Veniamo alle notizie positive, perché ci sono alcune notizie positive nonostante la complessità, nonostante tanti fattori di rischio e di incertezza. Questa slide vi riassume
le nostre previsioni di crescita per quanto riguarda le principali economie internazionali. I due fattori di freno, cioè l'inflazione e i tassi di interesse, stanno venendo meno. L'inflazione in Europa è scesa, è tornata al 2%, in Italia addirittura siamo all'1%, e questo in prospettiva libera potere d'acquisto. Anche in questo momento, in questa fase, l'aumento dei salari nominali è superiore all'aumento dei prezzi in un contesto di mercato del lavoro che comunque tiene. Questo in prospettiva porterà a una ripresa dei consumi che vedremo materializzarsi nel 2025, proprio perché in questa fase le famiglie stanno riaccumulando risparmio. E poi l'altro fattore importante, i tassi di interesse. Partivamo con tassi sui depositi al 4% nel giugno del 2024, noi ci aspettiamo che i tassi sui depositi possano scendere al 2% nel giugno del 2025. C'è un processo di riduzione dei tassi di interesse in Europa che è in corso e che in prospettiva ridarà fiato agli investimenti. E questo è il motivo per cui ci aspettiamo il prossimo anno un'economia dell'area dell'euro che potrà tornare a crescere intorno all'1% e all'1,2% nel 2026. Questo è un po' lo scenario, il contesto in cui ci muoviamo. Questa slide vi dà l'evidenza di quello che vi dicevo prima. In Italia stiamo osservando un recupero del potere d'acquisto che si traduce in un aumento del reddito disponibile reale. Lo vedete in quest'ultima slide, in quest'ultimo grafico, in cui vedete un aumento dei redditi disponibili reali delle famiglie che il prossimo anno porteranno a un recupero dei consumi in Italia. Export. Bene, questa slide vi dà evidenza di quello che è successo nei primi 9 mesi dell'anno. Complessivamente in Italia l'export ha subito un lievissimo calo, meno 0,7%, la variazione tendenziale dei primi 9 mesi dell'anno rispetto al corrispondente valore del periodo del 2023. Stiamo parlando di livelli di export che sono comunque su livelli molto vicini ai massimi storici. È chiaro, in questa fase abbiamo alcuni settori che hanno ceduto, in modo particolare l'automotive, vedete questo calo importante. Abbiamo poi i settori specializzati in beni di consumo che hanno subito un calo del proprio export, ma questo è un riflesso di quel potere d'acquisto che è venuto meno nel 22 e nel 23, che ha portato un calo dei consumi, ma abbiamo settori che hanno continuato a crescere e che compensano quasi del tutto il calo di altri settori, in modo particolare l'alimentare e bevande, che è un settore aciclico, la farmaceutica, la cosmetica, gli integratori alimentari, ma anche l'elettronica, l'elettrotecnica e la chimica, vedete, stanno in territorio positivo. Quindi è un contesto questo, ma è tipico dei momenti di complessità e di rallentamento in cui aumenta la dispersione dei risultati tra settori, ma anche all'interno dei settori. E perché aumenta la dispersione dei risultati all'interno dei settori? Perché ci sono imprese che riescono a cogliere le opportunità di crescita presenti in alcuni mercati. Abbiamo sicuramente subito un calo nel nostro export in Russia, nei mercati europei, Germania e Francia, che sono i nostri principali partner commerciali, lo vedete raffigurato molto bene qui, ma abbiamo registrato un aumento importante del nostro export nei paesi dell'OPEC, in alcuni paesi asiatici e in America Latina e in Spagna. Questi sono i mercati in cui siamo cresciuti. Ed è chiaro che le imprese che sono riuscite ad approfittare delle opportunità di crescita presenti in quei mercati sono le imprese che in questo momento, pur essendo all'interno di un settore in difficoltà, hanno continuato a mostrare un aumento del proprio fatturato. Quali sono le ripercussioni di eventuali introduzioni di dazi commerciali da parte degli Stati Uniti, da parte di Trump negli Stati Uniti? Devo dirvi, l'effetto netto non è così chiaro, almeno nel breve periodo. Considerate che Trump ha annunciato di introdurre dazi al 60% sull'import di merci cinesi e del 10-20% sull'import dal resto del mondo. Poi non sappiamo se questa minaccia possa essere utilizzata per andare al tavolo negoziale con l'Europa e, ottenere una riduzione, delle imposte sull'import di merci dagli Stati Uniti, piuttosto che un aumento dell'import di gas liquefatto, piuttosto che ancora un aumento della spesa nella difesa in Europa. Non è ancora chiaro questo, però potete capire che almeno nel breve periodo il maggior aumento dei dazi sulle merci cinesi potrebbe addirittura dare un vantaggio ai nostri esportatori, che cosa pensano di fare? Lo vedete rappresentato in questa slide. Pensano soprattutto di trovare nuovi clienti in altri mercati
E questo è tipico delle imprese italiane. Le nostre imprese sono campioni, no? Nel trovare opportunità di crescita e nel ridirezionare velocemente i propri flussi di export verso i mercati, no? a maggior potenziale. C'è anche, come dire, una notizia un po' negativa, cioè questa notizia, questa indicazione che viene, no? che ci porta, no? a dire che alcune imprese probabilmente attenderanno a fare nuovi investimenti in attesa di capire meglio quale sarà il quadro, no? Competitivo presente negli Stati Uniti. Ma c'è poi un 50% di imprese, lo vedete raffigurato in queste azioni, che pensano di adottare una serie di strategie per essere più competitivi sui mercati americani, quindi revisione dei listini, piuttosto che apertura di filiali commerciali, piuttosto che no, la valutazione, no, di anticipare le consegne negli Stati Uniti in attesa, no, che possono essere poi introdotti, nella prospettiva che possono essere introdotti dazi commerciali su questo mercato. Investimenti, qui vengo alla seconda parte della mia presentazione. Sicuramente gli investimenti italiani, dopo aver corso tantissimo tra il 2016 e il 2023, negli ultimi trimestri hanno mostrato un rallentamento importante. Mi piace però dire che tra il 2016 e il 2023, grazie anche alla spinta di Industria 4.0, i nostri investimenti, gli investimenti italiani, ma anche di questo territorio, hanno mostrato un'accelerazione importante, più 36%. Erano momenti quelli in cui le condizioni finanziarie erano molto positive, ma è un più 36% che dà l'idea dello scatto, no? Che c'è stato in termini di investimenti da parte delle nostre imprese. Ora c'è una frenata legata a un rialzo importante dei tassi di interesse, ma è una frenata legata anche, no, da quell'incertezza legata a tutti gli incentivi di transizione 5.0. Vi ricordate l'attesa, no, dei decreti inattuativi che poi sono arrivati ad agosto ha sicuramente contribuito a frenare gli investimenti. Ora cosa attendersi nei prossimi trimestri? Beh, un po' ve l'ho già detto, i tassi di interesse innanzitutto sono in parte rientrati, noi ce li aspettiamo in ulteriore calo nei prossimi mesi, quindi da questo punto di vista il contesto diventa più favorevole. È un contesto questo in cui nella seconda parte del 24 e soprattutto nel 25 e nel 26 dovrà essere messo a terra almeno, no, circa il 70% dei fondi del PNRR. E capite bene quanto questo potrà poi incidere in termini di investimenti, soprattutto in infrastrutture e quindi su tutta la filiera, no, delle costruzioni del genio civile, ma anche in altri ambiti, ad esempio gli investimenti nel digitale. E da questo punto di vista questa slide vi dà un'evidenza di quelle che sono le attese per quanto riguarda gli investimenti delle imprese nel Triveneto in 5.0 nel biennio 24-25. Questi sono i risultati di un'indagine che abbiamo appena realizzato sul campo insieme a SMACT, che è il Competence Center, che è attivo su questo territorio, che è nostro partner sin dalla sua costituzione. Ora, un 22% di imprese ci dice che realizzerà investimenti 5.0, no, nel biennio in corso. C'è poi un nucleo importante di imprese che ci dice che non sa cosa farà, cioè è incerto, no? C'è quell'incertezza di cui vi dicevo prima, sta frenando le decisioni di investimento da parte delle imprese e sicuramente la complessità di transizione 5.0 ha portato le imprese, no, a frenare le proprie decisioni di investimenti. Sappiamo, no, che sono in corso, no, delle negoziazioni per semplificare questi incentivi e probabilmente questo porterà a uno sblocco, no, da parte delle decisioni di investimento da parte delle imprese, sblocco che potrà interessare soprattutto le imprese più piccole, che sono poi quelle in cui la quota di indecisi, vedete, è più alta. Perché è importante investire in tecnologia? Qui ve lo faccio vedere con l'evidenza ultima dell'indagine che abbiamo realizzato. Quello che vi posso dire è che investire in tecnologia porta vantaggi importanti alle imprese in termini di produttività del lavoro. Indubbio. Ci sono vantaggi in termini di automazione dei processi, monitoraggio dei processi, aumento della velocità di produzione e ci sono vantaggi anche in termini di riduzione dei consumi energetici. Questi sono i fattori di competitività importanti. Qual è il problema? Il problema è che diverse imprese hanno fatto questi investimenti, ma c'è ancora un nucleo importante di imprese che va convinto, no? Che vanno convinte e che devono ancora fare questa tipologia di investimenti. Quindi in prospettiva ci deve essere una accelerazione. E questa è un po' la fotografia, no, di quanto le imprese sono evolute sul fronte tecnologico in questo territorio. Vedete, c'è un 64% di imprese, anche tra le micro e le piccole, che ha realizzato investimenti nel 4.0 negli ultimi anni. C'è però
è ancora una quota relativamente contenuta di queste imprese che ha fatto molti investimenti in tecnologia, quindi che ha un profilo altamente tecnologico, quindi la quota con un profilo altamente tecnologico è pari al 26%, quindi bene, c'è una quota elevata di imprese che ha fatto investimenti in tecnologia, ma come dire, bisogna fare in modo che anche queste imprese inizino a fare questi investimenti, e soprattutto bisogna fare in modo che questa quota di imprese che è pari al 37%, che ha fatto sì investimenti ma ancora a livello contenuto, possa avere in prospettiva un profilo più evoluto. Come? Qui vi do uno stimolo e vado davvero a chiudere. Quello che noi abbiamo osservato è che le imprese che sono riuscite a fare un adeguato affiancamento generazionale, cioè parlo di affiancamento generazionale, non di passaggio generazionale, cioè quelle imprese che sono riuscite a inserire giovani nel proprio board, affiancandoli, no, a chi aveva fondato l'impresa o alle precedenti generazioni, quindi combinando l'esperienza delle precedenti generazioni con, no, la proattività delle nuove generazioni, sono imprese che molto spesso hanno un profilo tecnologico molto più evoluto rispetto alle altre, ed infatti tra le imprese che hanno un giovane nel proprio board la percentuale di coloro che ha fatto investimenti 4.0 appare l'85% contro il 56% delle imprese che hanno tutto il board composto da over 65 anni. E poi vedete che anche la percentuale di imprese evolute sul fronte tecnologico è pari al 52% tra quelle con giovani nel proprio board contro il 26%, il doppio delle altre. La stessa cosa la si osserva per quanto riguarda i profili green, e soprattutto le imprese con i giovani al proprio interno sono poi quelle che hanno anche in prospettiva una maggior propensione a investire in tecnologia, in formazione e anche in strategie green. Io ho concluso, voglio lasciarvi un messaggio. Il messaggio è che sicuramente non stiamo vivendo un momento semplice, la complessità è davvero alta, le imprese sempre di più dovranno abituarsi a gestire maggiore complessità e a gestire più rischi, e per questo è importante investire molto anche nella governance delle imprese stesse, che deve essere, come dire, che deve accompagnare quel processo di investimento di cui vi ho parlato in questo mio intervento. Io vi ringrazio per l'attenzione e poi sono qui. Grazie al dottor Giovanni Foresti del Centro Studi Ricerca Intesa San Paolo. Ora passo la parola alla dottoressa Nieddu Francesca, direttrice regionale Veneto Est, Friuli Venezia Giulia Intesa San Paolo. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti, ringrazio ancora per questo intervento e la possibilità di potervi salutare quest'oggi. Noi le imprese le serviamo tutte, dalle piccolissime alle più grandi, e per noi sono tutte ugualmente importanti. Peraltro nessuna grande impresa potrebbe vivere senza gli imprenditori che sono seduti in questa platea, e come con orgoglio sottolineate, il tessuto economico imprenditoriale di questo Paese lo fate voi, ed è indubbio. Ci siamo dotati ormai da diversi anni anche di un sistema creditizio, di valutazione del merito creditizio, del rating e di tutto quello che sta intorno a una pratica di affidamento specifico per le piccole imprese, le piccole che, diciamo, fatturano sotto i 5 milioni di euro, e questo per agevolare ulteriormente l'accesso al credito. Credito lo abbiamo dato, lo diamo e lo daremo sempre di più, anche per far sì che quegli investimenti e progetti di cui parlava Giovanni possano trovare attuazione. Chi non investe oggi non sarà poi pronto domani, ed è un tema di governance, quindi di governo del funzionamento di un'intera filiera, che vi riguarda strettamente, perché ciascuno di voi in un certo contesto, in un certo modo, in funzione del lavoro e dell'attività che svolgete, rende possibile il funzionamento di una grande impresa. E una grande impresa insieme con voi costruisce un modello di governo anche un po' diffuso, che sta facendo anche sì, Giovanni non lo ha ricordato ma loro lo ricordano sempre, da quando c'è stato il Covid l'Italia è partita, anche perché già prima si era investito tanto in Industria 4.0, grazie anche alla magnifica capacità di adattabilità e di interpretazione di diversi contesti rispetto a quanto invece non sia accaduto per Francia e Germania, no? Dico bene. Quindi ci siamo arrivati perché abbiamo investito, c'è ancora da investire. Noi abbiamo tutto un insieme di prodotti e di servizi che sono pensati per le piccole imprese. Ci sono i contratti di filiera che facciamo con le grandi, ma per coinvolgere le piccole ed evitare le piccole di andare in banca a chiedere linee di credito di breve termine e lasciare poi invece lo spazio per fare gli investimenti. Così come siamo sempre di più consulenti anche sui servizi non finanziari.
Faccio un esempio che vi riguarda strettamente, che vi inviterei a considerare, perché tornando al PNRR c'è tempo fino al 2026, ma chi meglio parte, questo è un territorio, Venezia, Treviso, che è leader in Italia sulla creazione di comunità energetiche. Per chi ha tetti, questo è un bellissimo momento per fare un investimento anche in energia solare e fotovoltaica e andare in qualche modo a calmierare quelli che sono i costi energetici della propria produzione. Noi per questo tipo di finanziamenti facciamo uno sconto specifico anche di tasso, così come facciamo uno sconto specifico sul tasso per tutti quelli che sono investimenti volti alla sostenibilità. Quindi noi in questo paese, il nostro amministratore delegato descrive molto spesso la nostra azione come essere banca dell'economia reale, ci siamo, desideriamo accompagnarvi, siamo pronti a valutare i vostri progetti, ma anche a stimolare le vostre riflessioni a questo riguardo. Quindi grazie ancora e vi auguro buona assemblea. Buonasera. Grazie dottoressa Niedu. Vi chiedo di rimanere qua 5 minuti con noi perché abbiamo chiesto ad A2A SPA di farci un breve focus su quello che sono i mercati energetici, perché è un tema, si diceva prima con i nostri presidenti, insomma, di grande attualità e grande attenzione, per cui la faccio accomodare di là. Chiamo qui con noi quindi dottor Gianluca Rizzo, responsabile canale agenzie A2A. Buonasera. Ecco, partito. Pronti? Eccoci. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io dell'invito. Stasera proviamo a condividere insieme quello che è i trend dei mercati energetici. Ne abbiamo un po' accennato stasera, dove ovviamente il tema energetico è un tema, diciamo, molto caldo. E per partire e comprendere quelli che sono e saranno i trend energetici dobbiamo fare un passo indietro e arrivare al 2015, quindi non tanto indietro, però all'Accordo di Parigi, dove in occasione dell'Accordo di Parigi più di 190 paesi hanno sottoscritto un accordo internazionale che prevede l'impegno di tutti questi paesi a mantenere il riscaldamento globale sotto il 1,5 gradi entro fine del secolo. Questo perché la scienza ci dice che in caso contrario ci potrebbero essere delle conseguenze importanti, non solo sulla salute, diciamo, dei cittadini, eccetera, ma anche a livello industriale e agricolo. Qui noi portiamo un esempio che se dovesse salire di quasi 4 gradi centigradi la temperatura della Terra, potrebbe esserci una diminuzione del 35% della produzione annuale di cereali in Italia. In coerenza con l'accordo di Parigi, che cosa si sta facendo e che cosa bisognerà fare? Bisognerà passare sicuramente da una decarbonizzazione pervasiva, importante, dove si lavorerà su 2 grossi pillar a livello globale, poi a livello europeo e a livello anche nazionale. I 2 pillar, uno diciamo è verticale e lavorerà sulla diminuzione dei consumi di energia elettrica e delle energie in generale, e un secondo pillar trasversale sul mix di produzione di energie. Anche COP28 Dubai 2023 è andata in coerenza con questo messaggio, dove tutti i paesi che hanno sottoscritto l'accordo di Parigi si sono impegnati a triplicare gli investimenti sulla capacità produttiva da fonti, fatemi dire, rinnovabili, così come quello di duplicare il tasso di efficientamento energetico. E lavoreremo quindi su una diminuzione dei consumi in maniera verticale, così come una modifica del mix energetico dove si prevede un meno 80% di energia da consumi fossili a favore di un'elettrificazione dei consumi e a favore di un aumento delle rinnovabili molto importante. Vediamo nel nostro paese, quindi Paese Italia, che farà assolutamente la sua parte, quelli che saranno gli impatti su questi 2 pillar, quindi quello verticale dei consumi e quello trasversale dei mix.
A livello di consumi noi prevediamo in Italia addirittura un meno 40% da qui al 2050 sui consumi delle energie. Questo grazie a degli interventi di efficientamento energetico e grazie all'elettrificazione dei consumi. E così prevediamo trasversalmente un cambio radicale del mix energetico, dove andremo ad abbattere il consumo da fossili grazie anche all'elettrificazione dei trasporti e si abbasserà notevolmente anche l'utilizzo del gas, su cui poi in conclusione dirò un paio di parole, a favore di che cosa? Di un'elettrificazione, come diciamo, dei consumi a favore dell'energia rinnovabile e a favore anche dell'utilizzo del calore con il teleriscaldamento. Quindi diciamo che ci aspettano, diciamo, delle notizie sicuramente confortanti, anche perché, e qui mi collego al tema gas, al tema anno horribilis 2022, dove quello che è successo lo sappiamo, abbiamo dovuto interrompere degli accordi cruciali da un fornitore che è entrato in guerra ed era il primario fornitore del nostro paese, e noi non siamo un paese gassista, e quindi di fatto ci ha obbligato a trovare non tanto il prezzo quanto proprio la materia prima a delle condizioni, facendo degli accordi con dei paesi nordafricani o oltreoceani dove dovevamo garantire la materia prima critica a qualsiasi prezzo. Che cosa è successo? È successo che l'abbiamo pagato 1 per 10, e questo qui in questa sala tutti quanti sappiamo che tipo di impatto c'è stato. E chiaramente producendo energia elettrica con il gas si è portato dietro anche il costo dell'energia elettrica 10 volte superiore a quelli che sono gli standard. Vediamo, e concludo il mio intervento dando un segnale positivo, dove quello che noi prevediamo è che l'emergenza è finita. Quindi non prevediamo dei picchi, per fortuna, come il 2022. Chiamiamo il futuro new normal, dove vediamo che il costo del gas e il costo dell'energia elettrica si è oramai attestato, quindi lo prevediamo anche leggermente in discesa nei prossimi 10 anni per ora, e è sicuramente una situazione che noi chiamiamo new normal, la nuova normalità, dove in realtà è ancora difficile accontentarsi di questo, perché comunque sono dei costi che sono doppi rispetto al periodo pre-Covid, per cui bisognerà lavorare ulteriormente. Termino qui ringraziando Confapi ovviamente, perché il tema è un tema sicuramente caldo, diciamo, e quindi noi proveremo con Confapi ovviamente a lavorare nel migliore dei modi sui prossimi anni. Grazie. Grazie Torrizzo. Beh, ci ha dato una notizia positiva, che è quello di una stabilizzazione. Quella non altrettanto positiva è che comunque stiamo pagando il doppio rispetto dei valori pre-Covid. Cosa abbiamo fatto in tal senso? Ci siamo confrontati col gruppo A2A, abbiamo di recente sottoscritto proprio una convenzione operativa che va a limare quelli che sono i costi di fornitura sia l'energia elettrica che gas, e che quindi siamo intervenuti di fronte a una tematica, una problematica, trovando un accordo di collaborazione che mettiamo a disposizione di tutti i nostri associati. Vi ringrazio di cuore per la vostra partecipazione, per i contributi, per le informazioni che ci avete dato, sicuramente preziose e di utilità per i nostri associati. Con questo intervento chiudiamo questa prima parte della nostra serata e ora chiamo qua con me Lele Marcassa. Ben trovato Lele, là c'è il tuo microfono, ormai è un nostro amico di consuetudine in Confapi. Ben trovato Lele. Ciao, grazie a tutti, facciamoci un grande applausone ancora, è Natale. Allora, io sono contento di essere qua per la terza volta, è un momento molto importante per l'associazione, perché insomma ci sono delle imprese, delle aziende che hanno in qualche maniera meritato il nostro applauso questa sera, perché hanno investito, perché hanno creato, perché hanno sviluppato, e dopo quello che abbiamo ascoltato da questi grandi esperti
in economia. Devo dire che c'è tanta gente che ci crede e lavora con grande serietà. Io invito Marco Zecchinelli e Luca Fraccaro a salire sul palco in rappresentanza presidenti, come preferite. di Confapi Venezia e Treviso. Prego. Ben ritrovati. Eccoci. Allora Luca, un messaggio prima di iniziare la premiazione di questa sera. Porgo anch'io i miei saluti a tutti i presenti, a tutti i colleghi e le colleghe che sono qui questa sera. Una bella serata, grazie della partecipazione. Di idee e di spunti ne sono venuti fuori tanti, non ultimi questi da Intesa San Paolo, da A2A, che effettivamente dobbiamo fare veramente come imprenditori delle riflessioni importanti, perché come Intesa ha detto e come è stato anche ribadito, è importante che ci focalizziamo su quale sarà il futuro. Il futuro sarà sicuramente difficile, non aspettiamoci un futuro in discesa, però l'importante è guardare le nostre aziende e investire in azienda, investire nel personale, nei nostri collaboratori e sicuramente, come si diceva prima, in questo caso l'associazione Confapi può essere molto importante per noi, perché il confronto è diventato, secondo me, indispensabile. Non è una cosa che si può lasciare alle spalle, ma è diventato indispensabile per noi imprenditori per confrontarci ogni giorno su come va e su come si deve fare, e qualche aiuto Confapi lo può dare su questo. Grazie. Per quanto riguarda la seconda parte, questa qui, adesso appunto avremo l'occasione per evidentemente dare dei premi a chi abbiamo voluto ovviamente premiare per alcune situazioni in cui ci sono presentate, e lascio la parola adesso al presentatore proprio per andare avanti col programma. Sì, al conducente. Non parlare al conducente. Allora, iniziamo davvero, e devo dire però che il primo momento è molto particolare. Io invito Luca e Marco a rimanere qui con noi, perché come sapete ogni anno c'è il premio Leone, che è un premio importante per l'intraprendenza e quant'altro, però quest'anno è un doppio premio. Questo è in memoria di un imprenditore a cui farei un grande applauso, che è Fabio Biasini. E abbiamo un video in suo ricordo.
bravo tu. Vi amerò per sempre, anche nella condizione in cui la vostra mente umana farà comprendere la mia nuova dimensione. Ma il cuore no. Cuore che sempre saprà dove si trova, sempre saprà dove andare e sempre saprà cosa fare. Io sarò sempre lì, ad un passo da voi. Vi basterà spostare appena lo sguardo per vedermi, appena l'anima per sentirmi, e sincronizzeremo i battiti dei nostri cuori per essere più vicini, per sentirci più uniti. Non so dove ci incontreremo, ma stavolta sarà per sempre, lo giuro, lì a fianco a voi, io non vi lascerò mai più. È una promessa, Fabio. Io invito Federica Biasini, in rappresentanza della famiglia, a raggiungerti un secondo per questa consegna che verrà proprio dalle mani di Marco e Luca. Grazie, grazie davvero. Ringraziamo Intesa San Paolo e tutto questo ovviamente alla memoria del nostro Fabio, che è qui con noi. Ciao Fabio! Grazie Federica, grazie di cuore. Sono momenti importanti. Io ringrazio per ora Luca e Marco e invito invece a guadagnare il palcoscenico Luca Fantin e Gianluca Crucianelli della direzione regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo. Grazie per la consegna dei premi. Benvenuti con noi, grazie di esserci. Allora, il premio Leone è un premio che viene consegnato agli associati che hanno dimostrato maggiore intraprendenza e coraggio nel fare impresa, investendo, ampliando, apportando innovazione al processo produttivo ed espandendosi in nuovi mercati. Allora, il premio viene consegnato questa sera a Mario Manente, che è il legale rappresentante dell'azienda Manente Spurghi SRL. Lo invito a raggiungerci, complimenti, un applauso. Un'azienda che ha 30 anni di esperienza sul campo dello smaltimento dei rifiuti speciali, cresce di anno in anno appoggiandosi anche ai fondi messi a disposizione da erogatori come Veneto Sviluppo. Complimenti, complimenti davvero. Foto di rito a Mario Manente, grazie. Ringrazio ancora Luca Fantini e Gianluca Crucianelli per la disponibilità della direzione regionale di Banca Intesa San Paolo, grazie. Grazie e complimenti a Manente Spurghi che anche quest'anno ha investito su una nuova sede, un nuovo capannone, negli anni precedenti sui mezzi, sulle attrezzature, per cui ogni anno ci sorprende con nuovi investimenti e noi siamo pronti ad assistervi con tutti i bandi e agevolazioni. Complimenti. Allora il secondo premio è il premio Alveare ai gruppi che si sono spesi maggiormente nel fare rete, nell'aumento significativo del numero di associati del gruppo, nella creazione di rapporti con istituzioni per lo sviluppo locale delle associazioni. Quindi invito a salire con noi Marco, ancora una volta Luca Fraccaro, grazie per la consegna. Grazie Presidenti, facciamo far ginnastica questa sera, sì. Prego alla mia sinistra così avete le targhe vicino a voi. Allora noi consegniamo il premio che sarebbe di Cheti Ciuto, presidente territoriale del Confapi, però lo ritira Luigina Barbuglio, che invito a raggiungerci in delega appunto, e poi Luana Teso, presidente Confapi Treviso, quindi abbiamo
deciso di premiare i 2 gruppi donne di Venezia e di Treviso che sono stati rinnovati o come Treviso neocostituiti per l'impegno che stanno dimostrando. Quel bellissimo evento che avete organizzato, abbiamo organizzato insieme a San Donato di Piave il 14 novembre, oltre 160 partecipanti, per cui complimenti e grazie per l'entusiasmo e l'energia che ci mettete. Grazie Luigina, grazie Luana e complimenti davvero. Noi proseguiamo il nostro percorso premiante, il caso di dire, con il premio Fedeltà. Allora invito a raggiungerci per la consegna Marco Zecchinella. No, consegno io, dai. Facciamo consegnare il direttore, Nicola. Ci tengo io, ci tengo. Fallo tu allora. Sì. Noi premiamo attraverso il premio Fedeltà le aziende che hanno un rapporto associativo molto longevo e quindi ci hanno sempre creduto e continuano a crederci. In questo caso premiamo Ennio Bozzato, Valerio Brino, e vi invito a salire qui sul palco con noi. Prego Ennio e Valerio. Carrozzeria Bozzato e Nuovi Servizi, le 2 aziende che premiamo questa sera appunto per la longevità, la forza e l'amicizia con tutti gli associati di Confapi. Grazie di essere con noi, foto di rito. Ci tengo io a premiarli, sì, perché sono quasi 20 anni che Ennio è iscritto alla Confapi e Valerio quasi 18, per cui sono soci storici che io mi ricordo che Ennio sono venuto a iscriverti, venivo in bicicletta, che non avevo ancora l'auto aziendale nell'anno 2004, perché siamo di Teglio Veneto entrambi, sono andato a fare un socio in bicicletta, per cui ci tenevo a darti sto premio anche perché hai festeggiato i 40 anni di storia con una bellissima giornata, perché è partita alle 10 del mattino e è finita con i fuochi d'artificio alle 22 di sera, con i caramel che suonavano. Complimenti per il traguardo che tu e la tua famiglia avete raggiunto. C'è qua anche tua moglie Elisabetta Musso, bisogna ricordare anche le donne perché sono la nostra colonna portante. Certe aziende, le nostre aziende non ce la farebbero crescere e svilupparsi senza al contempo anche noi maschietti che diamo mano alle nostre donne alla guida delle aziende, e a Valerio perché ci hai creduto per primo a Confapi Treviso, eravamo un embrione tanti anni fa, ci hai creduto per primo, sei cresciuto insieme a noi e noi insieme a te, quindi grazie a entrambi ed è un onore avervi iscritti nella nostra associazione. Grazie. Premio Fedeltà quindi alla Carrozzeria Bozzato e a Nuovi Servizi. Grazie davvero e complimenti ancora una volta per essere da così tanto insieme con noi e con tutti noi. Guarda quanta gente c'è, Nicola, hai visto? È una bellissima serata. Mi spiace per se qualcuno è rimasto in piedi, però ci sono 4-5 posti liberi qua davanti, se volete raggiungervi tranquillamente. C'è un colpo d'occhio davvero incredibile, tante imprese e questa grande associazione che vi mette questa sera tutti insieme anche poi con un momento evidentemente di festa. Andiamo al premio Genio che viene consegnato alle imprese associate che meglio hanno saputo cogliere le opportunità e i servizi offerti proprio dall'associazione. E quindi io qua inviterei il dottor Alvise Cretti, sì, che è il presidente dei giovani dell'Ordine Commercialisti di Venezia. Perché? Perché in rappresentanza di una categoria che per noi è fondamentale. Noi commercialisti per noi sono dei partner che grazie al loro supporto riusciamo a informare le aziende delle opportunità di bandi e agevolazioni che ci sono e sono numerose, soprattutto in questo periodo si parlava di fondi PNRR, Transizione 5.0, per cui per noi siete un partner e organizziamo anche diverse iniziative insieme, per cui se vuoi fare un saluto poi chiamiamo i nostri premiati. Grazie Nicola, buonasera a tutti. Confapi già da qualche anno ha iniziato a collaborare con i giovani commercialisti di Venezia, di cui io sono presidente, e ci tengo a ringraziare tutti per questa magnifica serata, vi vedo numerosissimi. Faccio i complimenti di nuovo a Nicola, a Marco, a Elia e a tutta la squadra Confapi. State lavorando molto molto bene perché la partecipazione di questa sera lo dimostra. Trovo che creare eventi associativi tra professioni trasversali e imprenditori, come sto cercando di organizzare io negli ultimi anni, sia una cosa che dà i suoi frutti sia con le istituzioni che con la politica, perché dobbiamo tutti unirci
per risollevare le sorti dell'economia. L'economia in tutti questi anni, sapete meglio di me come sta andando, e solo attraverso un'unione tra professioni e imprenditori si può andare avanti in mezzo alla burocrazia che è incessante e ci limita nel fare impresa, nel prendere iniziative, e questo non può continuare a esserci, nel senso che noi dobbiamo uniti andare a sederci sui tavoli importanti della politica, prima locale e poi nazionale. Ringrazio tutti. Grazie al dottor Crecchi. Grazie al Vise, e colgo l'occasione, siccome con Confapi Venezia collaboriamo a tempo, è nato il gruppo Confapi Giovani Treviso, l'occasione anche per iniziare la collaborazione con i tuoi colleghi trevigiani. Bene. Grazie mille, grazie al Vise. Io inviterei a raggiungerci per il premio Genio Fabio Carraro e Lucia Bruni di Baby Idea, poi Filippo Carlon di Fertil Seta e poi Lucio e Federico Trevisan, i titolari della Printec. Grazie di essere arrivati con noi, guadagnate il palco. Alvise Creti vi consegna il premio Genio 2024. Grazie davvero a Fabio, Luca, Filippo, Lucio e Federico, queste aziende che si meritano giustamente il premio, un premio importante, è arrivato dopo un anno di sviluppo, di crescita, di lavoro e anche un anno di associazionismo, quindi evidentemente le associazioni, come in questo caso Confapi, sono state vicine a queste aziende che unendosi insieme sono riuscite a proiettarsi verso un futuro raggiungibile e importante. Grazie ancora, foto di rito. Grazie a tutti e complimenti. Premio Mago. Anzi, il premio Genio, adesso andiamo al premio Mago. Allora, io inviterei Francesca Nieddu a salire sul palco per consegnare il premio, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo, che abbiamo imparato a conoscere poc'anzi. Grazie di essere ancora insieme a noi. Questo premio va consegnato a chi ha maggiormente apportato un valore aggiunto, no? E quindi sì, inviterei a ritirare il premio a Luca Spolaore, è qui con noi, sì, lo invito a salire, complimenti, socio di Ares. Luca. Ci terrei anche a chiamare qua Elia Stevanato, presidente del gruppo Giovani, perché a Luca diamo un premio particolare per una bellissima proposta, idea progettuale che ha portato all'interno del gruppo. Prego, fate pure la foto. Tanto io completo, e abbiamo portato una bellissima proposta progettuale in associazione nel gruppo Giovani, di cui Elia, se vuoi fare un cenno prima di salutare. Buonasera a tutti quanti. 2 anni fa noi abbiamo creato il gruppo Giovani e avevamo un obiettivo, perché come tutti gli imprenditori noi non viviamo di sogni ma viviamo di obiettivi, no? E abbiamo detto dobbiamo mettere questi imprenditori a fare in modo che lavorino insieme e possano investire insieme. Oggi è nato questo obiettivo, cioè nascerà una holding di investimento fatta dai giovani imprenditori e non solo, quindi aperta anche ad altri, che andrà a investire su delle aziende, principalmente in Veneto, e anche delle belle operazioni immobiliari. Quindi se siete interessati potete anche magari parlare con me o con lui. È una cosa che ci tenevo molto e grazie a Luca siamo riusciti a fare questa cosa e da gennaio nasce ufficialmente la Serenissima Holding. Grazie. Grazie a voi, complimenti. Grazie di nuovo. Alla stessa stregua per il premio Mago, invito a ritirare il premio, sempre con la dottoressa Nieddu, grazie. Nicolò Baldissin è qui con noi, presidente del gruppo Confapi Treviso. Confapi Treviso, Nicolò.
per aver ideato strumenti a favore dello sviluppo imprenditoriale, percorso formativo per giovani imprenditori su passaggio generazionale e gestione delle diverse generazioni in azienda. Complimenti anche a Nicolò. Complimenti Nicolò e complimenti a tutti i componenti del gruppo Giovani Treviso. Tu li rappresenti, ma siete una bellissima squadra che sta crescendo, è molto proattiva. Anche questo percorso formativo che state frequentando è partito proprio una vostra proposta, idea, e noi l'abbiamo accolta. Stiamo realizzando questa attività a favore di tutto il comparto giovanile. Grazie Nicolò. Grazie, complimenti davvero. Grazie dottoressa. Altro premio, il premio Maestro, e invito Marco Zecchinella a consegnare. E premiamo appunto chi in quest'anno, gli associati che si sono distinti per il loro impegno nella formazione delle organizzazioni aziendali. Allora consegna appunto Marco Zecchinella, io invito a ricevere il premio Mauro Zuccon. Eccolo qui, grazie Marco. Mauro Zuccon, un applauso, complimenti. Relatore ai meeting tecnico informativi e docente ai percorsi di formazione per titolare su finanza e controllo. Grazie davvero. Foto di rito. Complimenti a Mauro, che è stato alla guida nel comitato tecnico scientifico di un corso che abbiamo proposto sulla finanza e controllo, che ha riscosso grande interesse e partecipazione con oltre 36 aziende iscritte. Stiamo prevedendo una terza edizione, per cui complimenti per aver centrato il fabbisogno e grandi feedback positivi sulla scelta dei docenti e sui contenuti, per cui complimenti, premio meritatissimo. Complimenti Mauro. Grazie Mauro. E viene premiata anche Eleonora Gioia, titolare di Atelier Trade SRL. La invito a raggiungerci. Eleonora Gioia Franceschini, che fa parte del gruppo Giovani ed è vicepresidente nel gruppo. Complimenti Eleonora. Grazie, foto di rito, eccola qua. Premio Maestro. Ecco, Eleonora è stata relatrice di diversi nostri attività di seminari, ma soprattutto è docente all'interno di un percorso Work Experience, quindi un percorso formativo per giovani disoccupati e inattivi, che grazie a questo percorso stanno migliorando le proprie competenze e soprattutto entrano in azienda con dei tirocini finanziati. Abbiamo visto una grandissima partecipazione, tanto che non volevo nemmeno fare la pausa alle 11 del mattino, è mai successo con questi corsi, di solito è la fila, invece è tenuto altissima l'attenzione, ti scrivono ancora, per cui è un feedback positivo, e abbiamo anche un grandissimo gradimento da parte delle aziende ospitanti, vuol dire che hai fatto un ottimo lavoro in classe. Complimenti Eleonora. Grazie a Eleonora Gioia Franceschini per questo premio Maestro 2024, tanto quanto accogliamo con un applauso Tiziana Tronchin. Anche lei riceve il premio Maestro 2024, referente dello sportello per il futuro Confapi, percorsi sostenibili. Complimenti Tiziana. Foto di rito. Tiziana, un complimento non solo per l'attività come docente e formatrice, ma anche per lo spirito di squadra, lo spirito associativo, perché grazie a lei abbiamo conosciuto tante nuove imprese, sia del trevigiano ma anche del veneziano. Sai fare network, poi mi piace sempre questa tua storia, che eri una dipendente dell'API di Treviso, dell'Associazione Piccole Industrie prima della fusione, e quindi insomma hai quella memoria storica di un'associazione che aveva dato tanto questo territorio, e ci siamo anche tornati. Per cui... che età ho però. No, non volevo dire quello. E quindi non ho detto l'anno. Quindi complimenti e grazie per la collaborazione e il supporto. Grazie Tiziana. Grazie davvero, premio Maestro 2024 a Tiziana. Adesso un altro importante premio, il premio Resilienza, che si dà alle imprese associate che hanno subito un evento eccezionale per aver trasformato le sfide in opportunità, realizzando una rinascita imprenditoriale di successo.
Allora, caro Nicola, se sei d'accordo, inviterei anche, se c'è, Corrado Secchi a consegnare. Sì, è qui con noi, vicepresidente. Bravo. Ciao Corrado, prego sali. Che volevamo premiare anche sto anno come premio eleganza, ma tu ti contraddistingui sempre, quindi complimenti, prego. Allora, consegniamo il premio a Paolo Zampieri, che è con noi. Paolo, complimenti, un applauso. Paolo. Azienda artigianale la sua, la Zampieri Cucine, specializzata nella progettazione e costruzione di cucine di design, che ha subito nel 2023 ingenti danni a seguito delle raffiche di maltempo che hanno colpito la riviera del Brenta. Complimenti per esservi sollevati alla grande. Complimenti a Zampieri Cucine, perché è riuscita a risollevarsi dopo un momento difficile. Insomma, gli eventi atmosferici del luglio 23 sono stati pesanti, tante aziende nostre sono state danneggiate, ma la forza e la caparbietà dei nostri imprenditori è riuscita. Siamo qua, siete riusciti a superare anche questo. Simbolicamente questo premio lo diamo anche ad altri nostri associati che non la sono sentite venire, ma che hanno affrontato altri eventi difficili come 2 incendi purtroppo. Anche loro sono riusciti a saltarne fuori, come si suol dire, a ripartire, e questa è l'ennesima dimostrazione di caparbietà e di quell'orgoglio che diceva prima il presidente Zecchinelli e Fraccaro che dobbiamo avere tutti noi come imprenditori. Complimenti. Avanti tutta. Grazie davvero. Adesso passiamo al penultimo premio di questa sera, il premio Manitese. Chiedo a Nicola se è con noi l'onorevole Marina Marchetto Aliprandi. No, non è arrivata, non l'ho vista. E allora inviterei Luca Fraccaro a consegnare il premio. Luca sì, perché è un associato con Fapi Treviso, con cui abbiamo un'ottima sinergia, collaborazione, e ci invita sempre ai loro eventi. Noi ricambiamo eventi veramente emozionanti a cui ci teniamo ad esserci, e fa un lavoro incredibile. Ci teniamo veramente a questo premio. Allora il premio Manitese di quest'anno lo consegniamo a Rudy Zanatta. È qui? Eccolo. Complimenti Rudy. Non ci vediamo mai, ma è un amico anche personale, perché l'impegno che ci mette in quello che fa è straordinario. Grazie Rudy, grazie di essere con noi. L'impresa sociale Sogni, una realtà importantissima. Che farei proprio presentare lo stesso Rudy 2 minuti, perché ci spiega la splendida attività che realizzano da oltre 20 anni, vero? Sì, buonasera a tutti, grazie. Sì, da 20 anni è nata la Onlus e da 4 anni per la rinnovo al terzo settore, per strutturarci, e nasce l'impresa sociale Sogni. Realizziamo i sogni dei bambini affetti da gravi patologie oncologiche in tutta Italia. Siamo nati a Giavera, con la mia esperienza personale, ho perso un fratello e siamo arrivati a realizzare oltre 300 sogni. Da poco abbiamo preso anche il Piemonte, ci stiamo allargando. Purtroppo, vorrei realizzare sempre l'ultimo sogno, perché non ci siano più bambini ammalati, ma purtroppo anche il nostro territorio qui attorno è pieno, e feci una promessa tanti anni fa a una cara amica, che da lì partì tutto nel 2004, e ci siamo. E quindi grazie veramente tanto, anche perché con voi stiamo facendo veramente tante belle cose. Grazie. Grazie a Rudy, Grazie, che tra Rudy. l'altro ha ricevuto dalle mani del presidente Mattarella il titolo di ufficiale al merito, quindi complimenti anche per questo riconoscimento importantissimo. Grazie. Grazie all'impresa Sogni, sociale Sogni, grazie al grande Rudy Zanatta. Complimenti davvero anche quest'anno, un premio importantissimo. Adesso io inviterei a salire qui con noi di nuovo la dottoressa Francesca Nieddu e con lei Luca Spavanetto. Siamo arrivati a questo premio importante, Artemio Serafin, ed è il premio che ogni anno, anche Marco, ti prego di salire. Anche Marco Zecchinelli, il presidente, perché è un premio fortemente voluto. Vogliamo dire 2 parole su questo premio? Sì, Marco. Allora, sì, è un premio dedicato alla memoria di mio nonno, e quindi diciamo c'è un tema, insomma, che poi anche il tema che abbiamo richiamato all'inizio con la vicenda umana di Fabio Biasini. Il fatto che
Noi come imprenditori lavoriamo per noi stessi, ma soprattutto per gli altri, e che anche nelle parole di Biasini era chiaro, c'è una dimensione che va oltre quello che facciamo tutti i giorni, perché in realtà noi siamo nel nostro fare impresa quello che lasciamo agli altri. C'è un patto alla base del nostro lavoro, che è quello di costruire anche per le generazioni a venire, e questa è la parte più bella del mestiere di imprenditore, e questo è il senso del premio alla memoria di mio nonno. Grazie Marco, grazie. Allora rimanete con noi Francesca e Lucas, perché consegniamo il primo dei due premi ad Aurora Dalio, che la invito a guadagnare il palco. Volenterosa e determinata, 21enne di Martellago, inserita a marzo 2024 nel progetto per Web Content Manager. Ha svolto un grande lavoro e quindi Nicola siamo contenti insieme a Lucas e a Francesca di premiarla. Grazie, complimenti. Ecco, Forza ai giovani, evviva! No, ecco, dopo la foto ci tenevo a due parole sul tema dei giovani, no? Ecco, chiedevo sia a Lucas che alla direttrice Niedu, insomma, l'importanza, fermati pure qua con noi, l'importanza insomma di investire sui giovani, e noi lo investiamo anche consegnando 1.000 euro, perché anche questa è una forma di sostegno. Il premio Serafin consiste in 2 assegni da 1.000 euro cada uno, proprio a sostegno dei giovani, di chi si è impegnato proprio con attività formative e tirocinio per tornare e rientrare o entrare per la prima volta nel mondo del lavoro. Ecco, 2 parole su sua figura, l'impegno anche sui giovani che tutti noi come società dobbiamo metterci, perché rappresentano non solo il nostro futuro ma il nostro presente, futuri cittadini ma anche futuri imprenditori e futuri collaboratori dipendenti delle nostre aziende. Si parla tanto di futuro, io parlerei di presente. Ecco, non c'è presente senza avere un'inclusione generazionale di tutti i giovani in azienda. Ecco. I giovani oggi hanno bisogno forse di incoraggiamenti diversi, lo viviamo anche noi in banca con nuovi giovani che entrano a lavorare da noi rispetto a quelli che sono stati importanti per noi, e credo che questa sia la cosa importante da mettere a fuoco per accoglierli, aiutarli a inserirsi e comprendere tutto il potenziale e il bello che possono aiutarci a trovare, soprattutto in un momento in cui la sfida del digitale veramente cambia anche le prospettive per tutti. Ecco. Grazie. Allora, quello che mi preoccupa, perché qua c'è qualcuno sia sul palco che sotto il palco che mi conosce da diversi anni, è che a volte dicono: ma guarda che giovani che siete, nonostante qualche capello bianco, e questo preoccupa perché vuol dire che i giovani non sono effettivamente così giovani poi quando si avvicinano alla politica. Naturalmente parlo per questa prima parte, che era quella che si diceva prima, proprio di coinvolgimento, di cercare di avvicinare le nuove generazioni. Naturalmente l'imprenditoria va di pari passo perché è una questione di mentalità. Purtroppo siamo in un paese dove resti giovane finché praticamente esci di casa, spesso a 40 anni. Spero insomma che sia un lontano ricordo di questi ultimi tempi, di qualche sondaggio. Oggi speriamo che i giovani che si avvicinano non solo nel mondo imprenditoriale, ma soprattutto anche al mondo del volontariato come quello della politica, siano veramente ed effettivamente giovani. Su questo naturalmente le istituzioni possono fare la loro parte. Alcune cose le avete sentite prima nelle parole del direttore, con i fondi europei che poi passano attraverso la Regione del Veneto, attraverso la formazione, naturalmente cercano di investire su nuove generazioni e quindi avvicinarle fin dove la scuola poi arriva e dove la scuola invece non riesce ad accompagnare nel mondo del lavoro, e quindi penso che questo insomma sia l'esempio lampante di come si può fare e dare un'opportunità alle nuove generazioni. Grazie a tutti. Grazie Lucas. Ecco, salutiamo Aurora. Grazie Aurora. Chiedo a Pavanetto e a Niedu di rimanere qua con me perché abbiamo un secondo premio, sempre Artemio Serafin, che lo consegniamo a Svetlana Zenina, che invito a raggiungerci qui sul palco. Eccola qui. Complimenti Svetlana. Una storia bella di reinserimento lavorativo al femminile, altruista, empatica, disponibile. Grazie Svetlana. Consegnano la dottoressa Niedu e Lucas Pavanetto, e quindi noi siamo davvero felici che ci sia questa vicinanza a persone che sono arrivate nella nostra regione e hanno costruito qualcosa davvero di edificante e positivo, e quindi questo ce lo auguriamo possa succedere sempre. E poi
riuscire anche a festeggiare queste imprese insieme a tutti voi che sapete cosa significa fare davvero impresa. Grazie a Luca Spavanetto, grazie a Francesca Nieddu, grazie Svetlana. Grazie dottoressa Nieddu, grazie Luca Spavanetto. E siamo arrivati alla parte davvero finale di questo nostro evento. Se c'è una parola da parte dei presidenti, altrimenti anche il presidente Luca Fraccaro e 2 presidenti, quindi siamo giunti al termine di questa nostra serata. Ricordo che ora ci sarà la seconda parte, Christmas Party, quindi un'occasione per un buffet, per restare tutti insieme, per un brindisi, per uno scambio di auguri, ma anche un'occasione così di network, di conoscenza reciproca, perché sono sempre occasioni di sviluppo e di crescita dei rapporti interpersonali. Marco? Anzitutto il ringraziamento più importante va a tutti voi, perché veramente insomma a me, il direttore e a Luca ha personalmente molto commosso questa partecipazione. Credo che i premi che abbiamo attribuito questa sera rappresentino proprio il fatto che la nostra è un'associazione dove c'è un aspetto umano molto forte, perché le piccole e medie imprese hanno un taglio umano molto forte, perché le persone con cui lavoriamo sono effettivamente parte di una famiglia, ma non quella famiglia fantoziana, no? In realtà le preoccupazioni che ci affliggono tutti i giorni sono legate sia a noi stessi, alla vicenda delle nostre famiglie, ma anche alle famiglie delle quali portiamo la responsabilità. E questa è la dimensione che una società multinazionale non ha. Io e Luca guardiamo tutti i giorni in faccia le persone che lavorano con noi ed è la cosa che qualifica il nostro lavoro, il fatto che avere questa forte dimensione personale. Credo che stasera, premiando gli associati che si sono tra virgolette distinti e che comunque hanno fatto forte vita associativa, noi testimoniamo proprio questo, la vicinanza che abbiamo rispetto alla dimensione umana del nostro lavoro. Grazie. Grazie Marco e grazie a tutti voi per la presenza, anche per me è stata veramente una grande soddisfazione questa sera. Abbiamo unito le forze, io e Venezia, io Treviso e Venezia abbiamo unito le forze e questo è stato il risultato. Ciò vuol dire che l'unione fa la forza, è quello che continuiamo a dire. Quindi io non vado oltre, perché lascio penso la parte della festa, diciamo così, per i nostri auguri di Natale, che ormai è arrivato finalmente. Luca è molto titolato a fare gli auguri di Natale, visto che è nel business. Tra l'altro è il suo momento storico, il suo periodo. Proprio, diciamo che lui è in alta stagione e ci ha onorato la sua presenza. Mangiate i panettoni, quello sì. Allora noi vi ringraziamo, Luca Grazie e Marco, ringrazio anche Nicola, tutti i ragazzi che hanno collaborato per la riuscita di questo bellissimo evento che chiude un anno di lavoro, ma anche di tante gioie, perché insomma il lavoro porta anche gioie. Allora, se siete d'accordo, vi lascio con alcuni versi di un grande intellettuale, un poeta veneziano, scomparso parecchi anni fa, il quale ha avuto una carriera accademica come critico letterario a Torino ed è stato un personaggio davvero importante, che era amatissimo a livello appunto letterario da Andrea Zanzotto, ma anche da, per esempio, Mario Soldati, che è stato un altro grande personaggio, che a un certo punto girò l'Italia alla scoperta delle imprese che producevano vino. Fece un lunghissimo viaggio di 3 anni, raccolto in un libro meraviglioso, Vino al vino di Mario Soldati, e proprio in Vino al vino Mario Soldati cita questa poesia che sembra semplice. In realtà è il momento in cui questo grande scrittore e poeta decise di riguadagnare il suo dialetto veneto. Lui era Giacomo Cazzorzi, detto il 90, perché è nato a Noventa di Piave, proprio dove c'è anche la sede della Tergas di Marco Zecchinel, e quindi è una sorta di augurio ad un brindisi tutti insieme con il sorriso. E diceva così: amici, un fiade schei partirar avanti non se mica massa, è una donetta che riceva i nostri basi con quel gusto che serve pardonarli non se mica massa. Ma un fiade vin, amici, con che se ne schei ne amor o anche sei che se, un fiade vin
bevuo tra amici, non se mica massa. Buon Natale a tutti.